Animalisti sul piede di guerra contro la regione e la decisione di sterminare le nutrie. Ieri è passata la legge a Palazzo Ferrofini e già oggi era un tam tam continuo sui social di attivisti pronti a manifestare e non solo davanti alle sedi del Veneto, dentro ma anche fuori regione. E lo slogan mediatico era «Salviamo le nutrie dai politici». Dall'altra parte in provincia è stato un continuo di telefonate e email per sapere autorizzazioni, tempi e modi di uccisione dei roditori. Tanti infatti sono intenzionati a partecipare allo sterminio utilizzando ogni metodo, dai sassi alle fionde, dagli archi fino a pistole e fucili. I tempi per via dell'iter burocratico saranno un po' lunghetti, bisogna aspettare ancora qualche mese, pensiamo che per l'autunno tutto quanto entri a regime. Freno ancora tirato quindi per chi già pensava alla battuta di caccia alla nutria, ma soprattutto non sterminio incondizionato, ma controllo della sovrappopolazione dei roditori. Sono oltre 300.000 le nutrie censite in provincia di Treviso e c'è un continuo aumento esponenziale di questa specie. Perché, attenzione, bisogna aspettare le regole per poi poter intervenire. Cosa dirà questo provvedimento? Dirà come abbattere, poter prelevare le nutrie, con quali sistemi o meglio con quali mezzi, gabbie, fucili, quel tipo di fucile, dove si può sparare e chi può sparare. All'orizzonte si profila però una vera e propria guerra per le nutrie, con gli ambientalisti pronti anche ad azioni eclatanti. Del resto, se da una parte c'è chi vuole abbatterle, c'è anche chi le salva. Guardate questa foto, è di Baffi, la nutria raccolta da un veterinario di San Donà che ora la sta curando in una clinica di paese nella più splendida delle contraddizioni della nostra società. Ma del resto, anche questa è democrazia, democrazia delle nutrie.